Bentrovati con la nostra rassegna stampa, vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Allora vediamo sul Corriere della Sera le principali notizie. Intanto partiamo da questa, dalla foto di Umberto Bossi che si è spento all'età di 84 anni. Addio a Bossi, il senatur che fondò la Lega Nord, una vita da leader, l'ictus non lo fermò e poi è stato l'ultimo rivoluzionario, l'articolo di Antonio Polito e poi con Berlusconi. Intese e strappi, il rapporto con gli alleati e soprattutto con il Cavaliere, e poi quel ribaltone che spinse l'Ulivo, i suoi rapporti invece con la sinistra, nell'articolo firmato da Walter Veltroni. E poi si parla naturalmente della guerra in Medio Oriente, nuovi raid sul gas, trema l'Europa, bruciati 420 miliardi, balzo dei prezzi, giù le borse, il Qatar, impatti sulle forniture anche per Roma, il piano per Hormuz vede l'Italia e altri 5 paesi pronti a inviare navi se cessano le ostilità, l'Iran intanto dice siete complici. Siamo alle battute finali di questa campagna referendaria, giustizia, scintille finali, si chiude la campagna, questa sera appunto scatterà il silenzio elettorale. Meloni va da Fedez, ospite del podcast del rapper, mentre Schlein in Rai spiegando le ragioni del sì e del no. E poi c'è un caso che agita le acque soprattutto all'interno di Fratelli d'Italia, il caso del Mastro, del sottosegretario alla giustizia, che finisce negli atti dell'inchiesta all'antimafia per i suoi rapporti con un uomo dei Senese, del clan. Allora andiamo a vedere la Repubblica di oggi. Addio a Bossi, il senatur che inventò la Lega Nord, morto a 84 anni a Varese, ha stravolto regole e linguaggio della politica, il sogno padano, l'alleanza con Berlusconi e i dissensi con Salvini. Oggi alla guida della Lega, una Lega sicuramente diversa da quella che era stata progettata ed ideata proprio da Umberto Bossi Mattarella, un sincero democratico. E poi vediamo un piano per Hormuz, l'Italia c'è, patto di 7 paesi per lo stretto, Netanyahu ora missione di terra. Anche qui il caso del Mastro, indaga la procura, la foto nel ristorante con il mafioso, con l'uomo appunto che faceva parte del clan camorristico dei Senese, lo vediamo in questa foto, Mauro Carroccia. Ancora La Stampa apre con questa notizia, bufera del Mastro, bufera sul referendum, una notizia, un'inchiesta che naturalmente agita e scuote gli animi in vista appunto del voto di domenica e lunedì. L'immagine del sottosegretario alla giustizia con il prestanome del clan mafioso dei Senese imbarazza la maggioranza. Schlein e Conte vanno all'attacco, Meloni prenda posizione subito, lui lasci prima del voto di domenica. E poi vediamo su Al Nord il senatur appunto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, che è morto a 84 anni dal prato di Pontida a Palazzo Chigi con Berlusconi. Oggi c'è tutto un racconto dedicato a lui, al suo modo di vivere la politica, di pensare la politica, ma anche di quella che è stata la sua ascesa da muratore a star appunto della politica, tra Roma ladrona, uno dei delle famose espressioni appunto di Bossi, il Trota, il figlio, la Canotta, e poi Umberto e Silvio, anche qui il rapporto con il Cavaliere, i quasi amici, scrive oggi La Stampa. Mastella ricorda, cantava pure in napoletano, mentre il governatore del Veneto Zaia con il popolo era una cosa sola.
Andiamo ad Avvenire, il titolo è dedicato a questo patto per lo stretto di Hormuz, l'impegno di 7 paesi per la sicurezza alle navi in transito appunto a Hormuz, c'è anche l'Italia e poi asse Roma-Copenaghen sui migranti, frontiere chiuse in caso di ondata dal Medio Oriente. Il manifesto scrive l'imbarcata invece, 7 paesi europei si dicono pronti a garantire la sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz, ma solo con la tregua e su mandato delle Nazioni Unite. C'è anche l'Italia. Meloni prova a smarcarsi un po' da Trump, che reagisce male, è tardi e rischia sempre di più il coinvolgimento nella guerra. E poi -2 al referendum, la destra in affanno per questo caso del sottosegretario Del Mastro che inguaia la campagna del sì. C'è la foto con il condannato per mafia che vi abbiamo fatto vedere prima. Il resto del Carlino, c'è il piano per liberare Hormuz, l'Italia frena solo con l'ONU e poi un altro femminicidio che arriva da Bologna, donna uccisa, lo strazio della madre, non ti ho protetta, l'assassino è il marito della donna che non accettava la fine del loro matrimonio e soprattutto il fatto che lei si stesse rifacendo una vita con un altro uomo. La morte di Umberto Bossi, il senatur che fondò la Lega nel taglio centrale tra i grandi protagonisti della politica italiana degli ultimi decenni c'è proprio Umberto Bossi, morto ieri a Varese, fondatore della Lega Lombarda, poi Lega Nord, per tutti il senatur da quando entrò a Palazzo Madama nel 1987, lanciò la lotta per la Padania, per costituire questa Padania contro Roma ladrona, il suo celodurismo, anche qui un'altra frase bossiana, ce l'ho duro, è diventata una voce nei vocabolari. Nel 2004 poi venne colpito da un ictus, 8 anni dopo si dimise da segretario della Lega. Nel taglio basso vediamo a Milano tram deragliato, ci sono le indagini, 12 secondi prima dell'incidente l'autista era al telefono, ma resta anche l'ipotesi di un malore. Il Messaggero di oggi, bombe e gas, bombe su gas e petrolio, le borse vanno giù, Medio Oriente e Iran colpisce le raffinerie, il Brent va a $120, poi cala Trump a Israele, basta colpire impianti, piano di Londra con Roma e altri paesi per Hormuz, ma l'Italia azione militare solo con l'ONU. Riforma ETS, Merz apre a Meloni, Mattarella, l'Europa dica no al sovranismo assoluto. L'addio a Bossi, il senatur che sognava la Padania, ma fu convertito dall'Italia. Il fondatore della Lega si è spento nella serata di ieri, cordoglio bipartisan, e c'è il ricordo del presidente del Senato La Russa, capì che per dare peso al nord aveva bisogno di Roma. Il Giornale, e anche qui l'apertura dedicata alla morte di Umberto Bossi, addio Leone del Nord, dal federalismo al governo con Berlusconi, se ne va un rivoluzionario anticonformista. Vediamo anche Libero, il Leone del Nord scrive: l'uomo che inventò la Lega ci lascia 84 anni, il Carroccio a lutto, senatur dal 1989, ha scritto la storia della politica italiana. C'è anche il ricordo di Vittorio Feltri, ha sepolto la Democrazia Cristiana. Poi ancora Luca Zaia, che lo ricorda, Luca Zaia, governatore appunto della Lega, ci ha insegnato tutto tra Coca-Cola e sigari, e poi il cordoglio da Salvini al Colle, gli ultimi giorni e le sue avventure, quindi tutta la prima pagina dedicata alla scomparsa appunto di Umberto Bossi. Vediamo il Sole 24 Ore, cambiamo argomento, parliamo di notizie di economia, borsa in caduta, rally di gas e petrolio, sfondati i 70 euro dopo i raid sugli impianti GNL ed è paura, stagflazione. E poi gasolio, sconti del 12%, ma al debutto i prezzi sono in salita. Via
ai controlli in serata, trasmessa alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non si sono adeguati a quello che è il decreto del governo che taglia le accise sui carburanti. Vediamo il Fatto Quotidiano con questa apertura già da giorni, appunto, che il Fatto Quotidiano si interessa al sottosegretario Dalmastro. Chi è mio fratello lo sanno tutti, solo Dalmastro no, parla Daniele Carroccia, zio della socia del politico che è appunto imparentata con questo esponente del clan dei Senese. La foto lo sbugiarda, è il 2023, il sottosegretario con l'uomo dei Senese, appunto Conte e Schlein chiedono che vada a casa. E poi parla Pozzolo, Andrea protetto da Giorgia e Donzelli, non lo faranno dimettere. La difesa ieri della sorella di Giorgia Meloni, Arianna, durante il comizio di Fratelli d'Italia per il sì, appunto, un partito che blinda di fatto il sottosegretario nonostante le richieste dell'opposizione. Vediamo la notizia del Mastro in foto col prestanome del clan, un'altra grana per il fronte del sì. Repubblica scova una foto risalente al 2023 del sottosegretario Del Mastro con il prestanome del clan dei Senese, nuova grana per il governo e la campagna del sì al referendum. Ancora, vediamo La Verità. Manca il gas, ma l'Europa non capisce mai un tubo. Il Qatar chiude i rubinetti. Il 15% del nostro metano è a rischio in seguito agli attacchi. I prezzi volano, compresi quelli dell'elettricità. Dopo il taglio delle accise tocca intervenire sulle bollette. A Bruxelles, invece di aprire il portafogli, difendono le tasse green e la Lagarde medita di alzare i tassi. E poi vediamo, a forza di tagliare i fondi e di favorire Big Pharma, ci hanno levato la sanità, sempre sulla prima pagina della Verità, nell'articolo di Mario Giordano. Nelle ASL comandano business e austerity, un nuovo libro spiega come il diritto alle cure sia sparito alla faccia della Costituzione. La Gazzetta del Mezzogiorno, a proposito dei tagli ai carburanti, alle accise, i furbetti del pieno, il taglio delle accise sui carburanti resta solo sulla carta, l'Italia si schiera per riaprire Hormuz, l'Iran complici. E poi vediamo referendum, Meloni insiste, se perdo non mi dimetto, e poi è bufera sul caso Del Mastro. Vediamo un'ultima notizia, in Puglia affitti brevi, basta abusi, la Regione studia una legge, ha avviato un tavolo di consultazione per regolare questo proliferare di bed and breakfast. Ci sono sempre meno case disponibili per essere affittate, perché la maggior parte di queste, la maggior parte degli immobili viene convertito in case vacanze o in B&B. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con gli aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it e poi ci occuperemo di tutti i fatti regionali. Bentornati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Ripartiamo dalle ultime notizie che troviamo sul nostro sito siciliaweb.it. Allora vediamo l'apertura dedicata ad un incidente mortale nel Ragusano. C'è un morto, incidente avvenuto sulla statale 115, strada chiusa in entrambe le direzioni. E poi vediamo irregolarità nella bonifica dell'amianto, sequestrato un edificio, siamo a Palermo, e ancora semi copiati e coltivati come ibridi di pomodoro. 4 denunce. Andiamo a vedere questa notizia per capire meglio di che cosa si tratta. La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato oltre 30.000 semi di pomodoro contraffatti, adesso c'è anche la contraffazione dei semi di pomodoro, è singolare, e ha denunciato i titolari di 2 aziende agricole, di un vivaio orticolo e di una ditta sementiera, coinvolti a diverso titolo nella filiera produttiva
e distributiva operanti a Vittoria e a Gela. In un'azienda agricola di Vittoria sono state trovate piantine di pomodori riprodotte illecitamente. Le analisi genetiche hanno confermato l'utilizzo di sementi copiate, coltivate come ibridi di pomodoro da mensa di alto valore agronomico in assenza delle autorizzazioni fornite dalle ditte comunitarie detentrici dei diritti di proprietà industriale. E adesso ritorniamo invece alla lettura dei quotidiani che oggi sono in edicola. Ripartiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo, apertura dedicata al referendum, a queste ultime ore di campagna elettorale, ultimi appelli. Fratelli d'Italia precetta assessori e deputati, sbardella a Palazzo d'Orléans, il centrodestra tenta la mobilitazione social per il sì e poi c'è l'intervista a Provenzano del PD, se passa questa riforma niente più inchieste sul potere in Sicilia. Ancora vediamo, a proposito di inchieste, in prima pagina c'è ancora l'inchiesta tra mafia e sanità che ha portato all'arresto qualche giorno fa di un dirigente regionale, Teresi, di un del boss di Favara, Carmelo Vetro, e poi all'iscrizione nel registro degli indagati di un ex manager potentissimo in ambito sanitario, Salvatore Iacolino. La vicepresidente dell'antimafia chiese al boss 5 assunzioni. Stiamo parlando di Bernadette Grasso, anche lei finita in queste carte, non è indagata. Chi l'ha sentita in questi giorni racconta di una persona profondamente amareggiata per ciò che è accaduto a sua insaputa. La vicepresidente della Commissione regionale antimafia si è trovata a passare via WhatsApp 5 nomi e un curriculum a un boss del calibro di Carmelo Vetro. Le sue parole sono state: ma io non sapevo che fosse un mafioso. Queste le parole della deputata di Forza Italia ai magistrati di Palermo che continuano ad indagare. E poi vediamo, restiamo a Palermo, vampe ancora guerriglia la condanna dell'arcivescovo Lorefice. E ancora via libera di Bruxelles ai termovalorizzatori, progetti entro un mese. E poi c'è il caso Ast, taglia 35 autisti, polemica sui conti. Stiamo parlando dell'azienda del trasporto pubblico siciliano. Nel taglio basso vediamo la visita dell'ambasciatore israeliano che Schifani e la Galla tacciono, e poi la Digos che indaga sulle svastiche apparse a Palermo in piazza De Gasperi. Andiamo a vedere qualche notizia all'interno. Qualche approfondimento, intanto l'apertura, giustizia ultima chiamata, il centrodestra precetta deputati e amministratori, faccia a faccia tra Sbardella e Schifani, via alla mobilitazione social, il fronte del no tra volantinaggi ed eventi con artisti e società civile. I due partiti del sì e del no, ecco, sfruttano queste ultime ore prima del silenzio elettorale per fare campagna. E poi vediamo Provenzano: se passa il sì, le inchieste sul potere in Sicilia diventeranno più difficili. E poi riforma, più ombre che luci, pretestuoso invocare Falcone, mentre invece vediamo il glossario del referendum, l'analisi del semiologo Marrone, stessi slogan, sensi opposti, ecco, a proposito della comunicazione durante questi giorni di campagna elettorale. Vediamo la vicenda dell'inchiesta su appalti, sanità e mafia. La vice dell'antimafia segnalò 5 nomi al boss che offriva posti. La parlamentare regionale è stata sentita dai PM come testimone e ha raccontato di aver avuto il contatto appunto del boss di Carmelo Vetro da Iacolino, che invece è indagato appunto in questa inchiesta, in questa indagine. E vediamo in questa foto proprio il boss Vetro
che saluta col bacio il dirigente Teresi. Sono i due arrestati al momento in questa indagine della Procura di Palermo. Vediamo anche questa notizia dalla prima pagina: svastiche nelle strade, la Digos indaga sulle scritte naziste. Sono comparse nelle piazze De Gasperi e Sturzo. Il sindaco La Galla parla di gesti ignobili, la CGIL, i neofascisti si sentono liberi di agire. Quindi vediamo anche la foto appunto in piazza Alcide De Gasperi dove compare questa svastica. La Sicilia di oggi, vediamo alcune notizie. Intanto il processo a Milano sulle tre mafie, i nuovi pentiti che fanno tremare mafia e politica anche in Sicilia. E poi a Palermo, notte delle vampe, tra paura e danni, La Galla e l'orefice sono delinquenti. Inchiesta a Catania che risolve un giallo, quello del ragazzo trovato morto, carbonizzato all'interno di un'auto il 6 gennaio scorso nelle campagne di Carlentini, ucciso e bruciato, cocaina e bische dietro il delitto. 2 finiscono in manette. Ancora, vediamo, Regione, inceneritori, via libera dall'Unione Europea, Schifani accelera. E poi c'è il dossier della CGIL Sicilia, sistema di malaffare. Andiamo all'interno e andiamo a vedere intanto questa notizia dalla prima pagina: il patto tra Cosa Nostra e Isenese di Roma. I due pentiti fanno tremare mafia e politica. Pace e Amico hanno votato il sacco ai PM di Milano, tra tanti omissis di gli intrecci tra criminali e colletti bianchi. E vediamo qui un summit di mafia immortalato dai carabinieri del Ross a Milano e 2 collaboratori di giustizia, Dino Pace e Gioacchino Amico nelle altre 2 foto. Ancora, restiamo su questa pagina ma cambiamo argomento. C'è un'inchiesta aperta sulla morte di una neonata. Dopo poche ore dalla nascita il PM sequestra la cartella clinica. Ad indagare la procura di Agrigento. Il fatto è avvenuto all'Umberto I di Ennal, dove è morta appunto questa piccola dopo sole 24 ore. Vediamo la prima pagina di Catania. Appuntamento con i sicari, l'omicidio avvenuto in 16 minuti. Il giovane ucciso e poi bruciato, uno dei 2 arrestati è figlio di un cappellotto. E allora andiamo a vedere appunto questo giallo che si risolve, anche se gli inquirenti parlano di altri complici in questo delitto di in pieno stile mafioso: pestato, ucciso e bruciato, debiti di droga e di gioco dietro il brutale delitto di Salvatore Privitera, freddato con una fucilata alla nuca mentre si trovava al villaggio Ippocampo di Mare, Fortino dei Cappello. Il cadavere trasportato in auto fino a Carlentini e poi dato alle fiamme. E poi in retroscena, restiamo su questa pagina, l'ultimo selfie dei killer prima dell'arresto. Il nuovo pentito inchioda il figlio del boss. Ancora nell'altra pagina vediamo alcune foto e la ricostruzione che è stata fatta dagli inquirenti appunto di quella sera quando questo giovane a Ippocampo di Mare è stato ucciso. Poi il corpo è stato trasportato fino alle campagne di Carlentini, dove gli è stato dato fuoco all'interno di un'auto. La Sicilia di Palermo invece apre con le vampe di San Giuseppe, scontri e feriti. San Giuseppe di Guerriglia, 5 pompieri in ospedale dopo essere stati aggrediti. Le reazioni: c'è quella dell'arcivescovo Lorefice che dice nulla a che fare con la devozione. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, l'apertura dedicata ai termovalorizzatori, via libera dall'Unione Europea, entro l'anno le gare per gli impianti a Palermo e Catania, il via ai lavori nella primavera del 2023.
27. E poi anche qui si parla delle vampe, non solo vampe, lo Zen sfida lo Stato, parla il parroco di San Filippo Neri che legge la rivolta come un altro attacco nel rione. Ancora la Gazzetta del Sud, ultimo quotidiano che vediamo, e allora andiamo nel taglio centrale. A proposito di femminicidi, si parla ancora in prima pagina del femminicidio di Daniela Zinnanti, la cinquantenne che è stata uccisa dal compagno che avrebbe dovuto indossare un braccialetto elettronico che però non era disponibile. Allora, a proposito di braccialetti elettronici, vertice in prefettura, un comitato per l'ordine e la sicurezza con magistrati e forze dell'ordine dopo appunto il femminicidio di Messina. Ancora qualche notizia, allora torniamo a questa: gli affari a Milano di Messina Denaro, retroscena rivelati da 2 pentiti. Lo scenario è emerso ieri nel corso della prima udienza del maxi processo con rito ordinario che vede alla sbarra 45 imputati sotto accusa il patto tra le 3 mafie in Lombardia. E spunta anche il nome di Messina Denaro. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi ricordo che la rassegna stampa ritorna domani mattina.